Telespettatrici e telespettatori di Antenna 3, buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali, un'edizione caratterizzata da numerose notizie di cronaca, purtroppo alcune tragedie. Tra poco ci collegheremo con i nostri inviati a Tonezza del Cimone, dove una casa vacanze che ospitava diverse famiglie anche con dei bambini ha preso fuoco questa mattina. Sono state evacuate 50 persone, 11 sono finite all'ospedale intossicate dal fumo, 7 sono dei bambini. Maggiori dettagli naturalmente nel corso dell'edizione, della prima edizione dei nostri telegiornali, ma poi c'è un'altra notizia tragica che ci arriva dal Bellunese, quella dell'ennesimo incidente stradale che vede coinvolta una moto, a perdere la vita un ragazzo di appena 17 anni. L'incidente è accaduto a Bolzano Bellunese. Ci aggiorna in diretta la nostra Tiziana Bolognani. Buongiorno Tiziana. Sì Marta, buongiorno, hai detto bene, l'ennesima vittima sulla strada nel Bellunese è un ragazzo che avrebbe compiuto 18 anni il prossimo ottobre, si chiamava Thomas Darolde. La scorsa notte attorno alla mezzanotte stava scendendo in sella alla sua Yamaha 125 da Bolzano Bellunese diretto verso casa a Mares di Belluno. Ad un tratto, per cause che sono in fase di accertamento, il ragazzo ha perso il controllo della moto che è uscita di strada finendo contro un palo. L'impatto gli è stato fatale. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti che verso mezzanotte e mezza hanno chiamato i soccorsi. Sul posto è arrivata l'ambulanza del San Martino, ma il medico non ha potuto che constatare il decesso del giovane. I rilievi invece sono stati eseguiti dai carabinieri del radiomobile di Belluno. La notizia si è diffusa rapidamente in città, ha colpito profondamente la frazione di Mares, dove il ragazzo viveva con la famiglia, il papà meccanico a Vignole, la mamma infermiera in servizio al laboratorio analisi dell'ospedale di Belluno e una sorella. Indicibile lo strazio per il nucleo familiare che si è chiuso nel dolore. Il funerale di Thomas Darolde sarà già celebrato martedì pomeriggio nella chiesa di Antole a Belluno, ma è un lutto generalizzato, ha travolto lo staff della Crono Rifugio Settimo Alpini. Thomas Darolde collaborava con gli organizzatori ed è probabile che ieri sera avesse partecipato a Bolzano Bellunese all'ultimo incontro di rifinitura del programma della corsa in montagna che era prevista per domani, ma che è stata annullata. Altri dettagli, Marta, questa sera nel nostro telegiornale. Per il momento da Belluno è tutto, a te la linea. Grazie a Tiziana Bolognani da Belluno. Andiamo a Padova con la nostra Valentina Visentin, perché si è spento dopo diversi giorni d'agonia l'uomo che era rimasto coinvolto in una rissa in un bar. Il questore di Padova ha sospeso la licenza del locale. Vedo quindi Valentina Visentina, a te la linea, buongiorno. Sì, buongiorno da Padova, li vedete alle mie spalle i sigilli posti dalla polizia di Padova al bar Borgomagno, qui all'inizio del quartiere Arcella a Padova. Il 29 giugno all'interno di questo locale un 54enne marocchino era rimasto coinvolto in una rissa violenta. Ne era nata una colluttazione dovuta all'utilizzo delle slot machine e alla mancata erogazione di alcune monetine. Alla lite aveva partecipato, era intervenuto anche il marito della titolare del locale, c'erano stati diversi spintoni e alla fine il 54enne marocchino era caduto a terra sbattendo violentemente la testa contro uno di questi tavolini che vedete ripresi in questo momento da Sandro Ponchio. Le ferite alla testa erano risultate molto gravi, era stato portato in ospedale a Padova dove è espirato lo scorso 7 luglio. A seguito di questo ennesimo episodio di violenza il questore di Padova Marco Odoriso ha deciso di sospendere la licenza del locale per 90 giorni e appunto
ieri sera sono stati posti i sigilli. Non è la prima volta che in questo locale ai piedi del cavalcavia Borgomagno, a pochi passi dalla stazione di Padova, si registrano episodi di violenza, ed è un luogo noto per essere frequentato da pregiudicati e spacciatori. Già in passato, nel 2020 e nel 2021, era stato chiuso per episodi di violenza e per la presenza di numerosi spacciatori, mentre nel 2022, a marzo del 2022, c'era stato un controllo della polizia a seguito di una rissa violenta nella quale altre 3 persone rimasero ferite. Dopo il grave episodio avvenuto il 29 giugno con la morte del 54enne in ospedale lo scorso 7 luglio, questa nuova chiusura e sospensione dell'attività per questo locale. Da Padova è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie a Vanessa Banzato. Torniamo ora nel Trevigiano per raccontarvi dell'ennesima aggressione che si è verificata nei confronti di personale sanitario. È accaduto ieri sera al pronto soccorso dell'ospedale di Conegliano, dove una dottoressa è stata aggredita da un paziente con problemi psichiatrici che l'ha presa a pugni. A bloccare l'aggressione i colleghi subito intervenuti per fermare la violenza e poi le forze dell'ordine arrivate poco dopo sul posto. La dottoressa è stata medicata ed ha riportato una prognosi di 10 giorni. L'azienda sanitaria in un comunicato esprime la più ferma condanna e profonda indignazione per l'aggressione subita dalla professionista, alla quale vanno la totale vicinanza, solidarietà e supporto dell'intera direzione dell'ULSS 2 e di tutti i colleghi. L'episodio è scaturito dall'azione violenta di un utente del pronto soccorso in evidente stato di alterazione, episodio che ripropone con drammatica urgenza il tema della sicurezza degli operatori sanitari, un ambito nel quale l'azienda ULSS 2 sta investendo, si legge nel comunicato, ogni risorsa possibile a tutela del personale. Infatti sono già state avviate, si stanno implementando i piani di sicurezza concreti che prevedono la dotazione di sistemi di alert immediato per gli operatori del pronto soccorso e dei reparti a più alto rischio, così da permettere una segnalazione istantanea ed un intervento tempestivo in caso di pericolo. E con la cronaca ora potremo restare in provincia di Treviso. Fatemi sapere dalla regia se abbiamo in collegamento da San Biagio di Callalta la nostra Lina Paronetto con Alberto Pivetta. San Biagio, dove nel pomeriggio di ieri si è verificato un inseguimento degli agenti della polizia locale con un'auto che non si era fermata all'ALT e poi sono emersi anche ulteriori risvolti. Ci racconta tutto Lina Paronetto, che vedo in collegamento da San Biagio di Callalta. A te Lina, buongiorno. Buongiorno Marta, siamo davanti al municipio, eccola qua il sindaco di San Biagio, Valentina Pillon. Sindaco, grazie, malgrado questo gran caldo. C'è stato un episodio particolarmente grave che si è verificato qui nel territorio ieri, un'auto che di fatto è stata intercettata dalla vostra polizia locale, auto già segnalata perché utilizzata per furti. Il soggetto a bordo, un giovane, non si è fermato, ne è nato un inseguimento addirittura con speronamento del vostro mezzo, quindi si è corso anche un rischio. Sì, proprio così. Ieri c'è stato questo episodio nel nostro territorio che poi appunto ha visto l'auto fermarsi solo nel comune limitrofo di Breda di Piave. Tutto è partito a seguito della segnalazione di un furto che si è verificato proprio nella tarda mattinata di ieri, a cui la polizia locale e poi in seguito, grazie alla collaborazione dei carabinieri, sono intervenuti. Grazie anche all'implementazione del sistema di videosorveglianza, quindi sia le videocamere che i targa system, siamo riusciti ad identificare l'auto e a capire quali erano gli spostamenti. Ecco che allora congiuntamente le nostre forze dell'ordine sono riusciti appunto a cercare di bloccarla, intercettarla, non si è fermata ed ecco che da lì è partita anche l'azione della stazione dei carabinieri di San Biagio di Callalta, coordinati dal maresciallo Corvaglia, che ringrazio vivamente. Devo dire che comunque siamo molto soddisfatti per come poi sono andate le operazioni conseguenti. Ovviamente dispiace molto per l'accaduto, perché grazie a questo lavoro
lavoro congiunto e di grande collaborazione sono riusciti ad identificare il malvivente, a fermarlo e anche giustizia è stata fatta. Inoltre una cosa molto significativa è che sono riusciti a recuperare la refurtiva che era stata sottratta all'anziana signora, ovviamente una persona sensibile, vulnerabile, visto appunto anche l'età avanzata, e quindi la refurtiva le è stata anche ritornata. Quindi credo che al di là di quello che è stato l'episodio sicuramente spiacevole, c'è stata poi un'azione coordinata di tutte le forze dell'ordine che, diciamo così, ha reso giustizia a quanto accaduto. Esatto, nello specifico questo soggetto è fuggito, siamo nella zona tra Cavrie e Pero di Breda di Piave, a un certo punto ha speronato il furgone della polizia locale, ha abbandonato la vettura, di cui tra l'altro abbiamo le foto, si vede bene la botta anche ricevuta anche da questo veicolo nel contatto, nella collisione con il mezzo della locale, e poi è fuggito a piedi. Di fatto lì è una zona di campagna, c'è stato anche un rischio da questo punto di vista che potesse anche defilarsi. Parliamo di un 22enne di origini campane che tra l'altro appunto era già noto alle forze dell'ordine, truffa del finto carabiniere che aveva effettivamente portato a segno ai danni di un'anziana di 84 anni, come diceva lei sindaco, è ritornato indietro il maltolto, parliamo di preziosi monili, certo che è l'ennesima tra l'altro truffa qui nel circondario, abbiamo visto solo nelle scorse ore anche il sindaco di Breda di Piave lamentare un episodio simile. Sì, è proprio così, centinaia sono state le segnalazioni di questo tipo di truffa, quindi nonostante i numerosi appelli purtroppo ci sono tante persone che non riusciamo a raggiungere proprio perché magari non hanno la possibilità di accedere tante volte ai social, ai media e anche semplicemente alle TV locali, e quindi questo è un segnale positivo che siamo riusciti ad intercettare questo malvivente e speriamo anche che venga allontanato dal nostro territorio. Sono dei segnali importanti perché speriamo sempre che questo non accada nel nostro territorio, ma purtroppo il territorio anche di Cavrie, confini appunto con Breda di Piave, è stato più volte battuto e quindi ecco perché siamo anche intervenuti con l'implementazione di sistemi di sicurezza. È chiaro che questo è solo un qualcosa in più per cercare poi di agevolare le ricerche e le operazioni delle forze dell'ordine. Quello che dobbiamo fare a monte è cercare appunto che questi malviventi non raggiungano i nostri territori. Esatto, perché alla fine sono dei trasfertisti, spesso e volentieri giovanissimi. Mi viene in mente un ragazzo di appena 16 anni qualche mese fa che è stato utilizzato, no, per andare a riscuotere quello che era stato concordato in maniera truffaldina naturalmente al telefono con questi anziani, che vengono anche spiazzati da questi personaggi particolarmente insistenti e anche credibili in qualche modo, perché purtroppo abbiamo visto anche la clonazione del numero addirittura, no, della caserma del comando provinciale dei carabinieri. Senta sindaco, un ultimo appello, perché siamo il 10 di luglio, molti sono a casa da soli, molti anziani sono a casa da soli, molte case vengono lasciate naturalmente per le settimane di vacanza, di villeggiatura, bisogna fare ancora più attenzione. Sì, assolutamente. Ricordiamoci sempre che le forze dell'ordine non si recano a casa vostra per chiedere gioielli, per chiedere denaro, per chiedere nulla di tutto questo. Se avete dei dubbi, chiamate subito il 112 e verificate. Mi sento anche di dire che nemmeno i dipendenti comunali si recano a casa delle persone per il rinnovo della carta d'identità o quant'altro. Quindi qualsiasi dubbio, mi raccomando, il 112 è il numero da chiamare e soprattutto in questo periodo di ferie cerchiamo sempre di chiudere bene le nostre case e soprattutto di fare un lavoro di squadra anche con i vicini. C'è il controllo del vicinato attivo, ecco che magari facciamo manforte l'uno con l'altro e cerchiamo di sorvegliarci a vicenda le proprie abitazioni. Grazie al sindaco di San Biagio di Calalta Valentina Pillon. Da San Biagio di Calalta con Alberto Pivetta restituiamo la linea allo studio. Grazie a Lina Paronetto. Dal Trevigiano andiamo ora nel Vicentino, siamo a Mussolente dove dopo l'assalto che c'è stato all'azienda Orafa si sta valutando una rete nuova, innovativa per implementare la videosorveglianza. Ci colleghiamo con Vanessa Banzato. A te Vanessa, buongiorno.
Buongiorno a te Marta, a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Hai detto bene, c'è stato un vero e proprio assalto a questa azienda Orafa di Mussolente, tantissima paura, ingenti i danni, i malviventi hanno bloccato le strade utilizzando dei trattori, un po' il modus operandi degli ultimi assalti alle aziende Orafe. Sono riusciti a sfondare, pensate, un cancello in acciaio, poi le porte blindate, insomma hanno fatto davvero un disastro ed è molto scosso il titolare. Con me la sindaca di Mussolente, Elena Bontorino. Chiederei alla regia di mandare il servizio che va a riepilogare quanto accaduto l'altra notte all'azienda Orafa di Mussolente. Ancora un'azienda Orafa presa di mira dai malviventi, una banda di almeno 5 persone ha colpito nella notte la Nuovi Gioielli di Mussolente. Stesso il modus operandi, hanno bloccato tutte le vie di accesso con dei mezzi che sono stati asportati, rubati da alcune ditte vicine. Con l'utilizzo di un trattore hanno sfondato prima il cancello e poi le porte di accesso. Un colpo organizzato nei dettagli, ma qualcosa è andato storto. I malviventi non sono riusciti nel loro intento, anche se i danni causati all'azienda Orafa sono ingenti. Una notte piuttosto movimentata, direi. Alle 4 del mattino, 4 e qualcosa, gli allarmi sono scattati, ci siamo precipitati e purtroppo la scena che ci siamo trovati davanti è stata questa. Cioè un tentativo dei classici ormai ai quali siamo abituati a vedere da parecchio tempo. Quello che ci lascia un po' sbalorditi è la tempistica che hanno avuto a disposizione per fare quello che hanno fatto. 5 minuti sono stati veramente pochi. Ormai sanno più o meno come sono strutturate le aziende Orafe, come sono organizzati appunto gli allarmi e cose di questo tipo, e loro puntano sulla velocità dell'azione. Sono arrivati con un trattore piuttosto robusto di un'azienda qua vicina e hanno fatto questo. Una volta dentro, dopo aver provocato un foro, hanno raggiunto la cassaforte. Tentando di perforarla, la punta dell'attrezzo si è rotta e i malviventi hanno fatto esplodere un ordigno. La struttura con dentro i preziosi ha retto. Hanno tentato, purtroppo per loro non sono riusciti, fatto danni ingentissimi, però ecco, diciamo che il più è stato salvato. Immediata la denuncia ai carabinieri, che ora stanno visionando le immagini delle telecamere della videosorveglianza della Nuovi Gioielli e di quelle delle ditte vicine. Fortuna ha voluto che a quell'ora non ci fosse nessuno dentro l'azienda e la rabbia e lo sconforto sono tanti per il titolare. Sicuramente sarebbe stata una strage, Quindi insomma c'è tanta amarezza, quello sì, c'è tanta amarezza. Ecco, sindaca, Ivano Torresani, titolare della Nuovi Gioielli, dice c'è tanta amarezza, è proprio lo sconforto nel vedere che il lavoro di una vita viene davvero messo a rischio in queste situazioni. Voi avete pensato come comune, in realtà è una cosa a cui pensa da tempo, di avviare un progetto di videosorveglianza partecipata, si chiama così, che in Veneto pare non esista ancora, esiste in alcune città d'Italia, ma in Veneto potrebbe essere il primo in assoluto. Sì, è un'idea che ho da 1 annetto e mezzo e che adesso ho chiesto al mio comandante della polizia locale di velocizzare, quindi da settembre vorremmo avere il regolamento pronto da approvare in consiglio comunale. Videosorveglianza partecipata è un'idea che è nata proprio parlando con i cittadini e con i nostri imprenditori, che mi dicevano essere anche disponibili a contribuire maggiormente per la sicurezza del territorio. Come fare? Appunto con un regolamento dove privati, gruppi di privati, imprenditori, ma anche gruppi di imprenditori, penso alle nostre zone industriali, se dovessero insomma mettersi assieme tra loro, possono finanziare più telecamere, più varchi e chiederci di posizionarle proprio nei punti che loro considerano più sensibili. In questo caso avessimo avuto 2 varchi agli ingressi principali di questa piccola zona industriale che abbiamo anche più vicina, diciamo, al territorio di Mussolente, sarebbe stato utile anche per monitorare i passaggi magari dei giorni
edizioni precedenti, perché più delle telecamere, lo ricordo sempre, sono i varchi quelli che ci consentono di monitorare davvero quei passaggi che possono essere di furti, ma anche di spaccio. Sono i varchi che ci consentono di monitorare meglio il territorio. E una volta poi che queste immagini vengono registrate, sono però da visionare soltanto da parte del comune e della polizia locale? Assolutamente sì, come sappiamo la legge non prevede che il privato possa posizionare telecamere nel luogo pubblico per un discorso anche di privacy delle persone, però in quel caso andremo a implementare la nostra videosorveglianza pubblica, quindi insomma abbiamo da poco l'anno scorso implementato anche il nostro server, abbiamo fatto un investimento importante, quindi siamo pronti ad accogliere davvero maggiori telecamere e varchi. Qualcosa abbiamo già fatto nel territorio, perché negli ultimi mesi abbiamo posizionato 6 nuove telecamere sul territorio, stiamo partecipando a un bando per poter mettere 3 nuovi varchi, però insomma con l'aiuto di tutti sono convinta davvero che riusciremo ad avere un'immagine di Mussolente più sicura. Diventerebbe così decisamente più controllata tutta l'intera area, capire anche chi entra e chi esce dal territorio comunale. Per il momento, Marta, da Mussolente è tutto, ti ricevo la linea. Grazie a Vanessa Banzato, noi restiamo nel Vicentino, andiamo a Tonezza del Cimone con la notizia che vi abbiamo anticipato in apertura di telegiornale, l'evacuazione di una casa vacanze con una cinquantina di ospiti che alcuni dei quali sono finiti all'ospedale, tra essi anche ci sono diversi bambini. Ci aggiorna in diretta da Tonezza del Cimone Daniele Garbin. Buongiorno Daniele, allora cosa è successo? Sì, buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori. Ecco, alle mie spalle, prego la collega Francesca Pezzo di far vedere la casa vacanze Taigi. È stata questa la struttura interessata da questo principio di incendio nella notte verso le 4, le 5, in quell'arco del tempo lì. C'è stato un principio di incendio che è scaturito, poi ci dirà meglio il sindaco che era qui presente, Franco Bertagnoli, e questo ha innescato del fumo che subito si è irradiato nelle camere e ha fatto evacuare una cinquantina di ospiti che sono qui proprio un periodo vacanze. Tonezza cambia e diventa questo grande polo turistico, e in questo momento questa cinquantina di ospiti evacuati, ecco, di cui 35 bambini e 15 adulti, ecco, 11 persone sono rimaste ferite, 7 adulti e 4 minori che sono stati portati all'ospedale di Sant'Orso al pronto soccorso proprio per accertamenti. Diciamo subito che fortunatamente nessuno di questi, neanche i bambini, si sono intossicati in maniera preoccupante e seria, e soprattutto i valori sembrano tutti rientrati nella normalità. Però ovviamente questo lo diciamo in questo momento. Invece, sindaco, sono state ore di apprensione e la preoccupazione che potesse essere un impatto anche di un incendio ben diverso. Insomma, lei è stato svegliato di soprassalto? Io sono stato avvisato questa mattina alle 8 di questo fatto che era già avvenuto alle 5, ma non è stato un fatto così grave, nel senso che c'è stato un surriscaldamento di una lampada in una camera di una ragazza che è qui, che gestiva i bambini, e sono prontamente intervenuti i colleghi, e in questo caso non c'è stato niente di grave, perché non c'è stato né incendio né nulla, c'è stato solo un fumo che è girato un po' per le stanze, e per questo in via precauzionale sono stati accompagnati al pronto soccorso 5 inservienti lì e 7 ragazzi. Diciamo subito che la macchina dei soccorsi comunque ha funzionato bene, il pronto soccorso, i vigili, insomma anche questo è importante, se serviva anche questa prova generale in questo momento, che diciamola così, sindaco, è un modo ulteriore per confermare che comunque è sicuro, ecco, al di là di quello che può succedere. Sì, diciamo queste strutture sono già preparate eventualmente a questi fatti, ci sono gli antincendio, c'è tutto programmato e tutto in regola. In questo caso è andata bene anche perché insomma sono intervenuti gli animatori, colleghi di animatrice che era stata colpita per prima da questo fumo, e poi sono state allertate le forze dell'ordine e i vigili del fuoco e le ambulanze, che sono arrivate ci sono arrivate qui 3 ambulanze più i vigili del fuoco. Colgo l'occasione per ringraziare le forze dell'ordine per essere arrivate tempestivamente, anche se la cosa era già appianata, sistemata.
Ecco, diciamo subito anche a vederla, lo diceva anche prima, è una struttura relativamente moderna, aggiornata, era comunque provvista di tutti i sistemi di protezione anche adeguati a norma. Sì, la struttura è stata adeguatamente sistemata da pochi anni e anche tutto l'impianto antincendio è a norma ed è funzionante. Certo, allora per quello che si può dire alla fine tutto è bene, quel che finisce bene, dicevamo prima al sindaco, Tonezza si trasforma in questo periodo, no? Quanti abitanti e soprattutto quanti ospiti avete in questo momento? In questo momento siamo sui 4.000-5.000 persone, poi arriveremo verso agosto sui 8.000-9.000. L'anno scorso abbiamo avuto 45.000 presenze d'estate. Quindi è proprio anche un buon segnale ed è soprattutto rassicurante sapere che ci sono tutte le strutture adeguate per ospitare soprattutto questa moltitudine di ospiti. Sì, che abbiamo parecchie case vacanza religiose, delle parrocchie che sono funzionanti e accolgono persone anche tutto l'anno. Perfetto, allora intanto ringraziamo, buon lavoro sindaco. Grazie a voi, buon lavoro anche a voi. Ecco, da Tonezza del Cimone per il momento è tutto, gli aggiornamenti poi più avanti, nel frattempo restituisco la linea allo studio. Grazie a Daniele Garbini, al sindaco di Tonezza del Cimone. Noi torniamo ora a parlare di truffe agli anziani, ne accennavamo prima durante il collegamento in diretta da San Biagio di Callalta. Purtroppo in queste ultime settimane, in questi ultimi giorni in maniera particolare, si stanno intensificando gli episodi. Molto probabilmente i truffatori approfittano delle persone anziane che per le vacanze magari di figli e familiari rimangono da sole. A Treviso c'è stato un caso eclatante, una coppia è finita nella trappola del finto carabiniere, sono spariti denaro e gioielli, pensate, per 70.000 euro. Il responsabile, il truffatore, che ha solo 19 anni, è stato arrestato dalla polizia. Buongiorno, la vostra macchina è stata utilizzata per commettere una rapina. È iniziata così la telefonata del finto carabiniere ad una coppia di trevigiani, 82 anni lui, 62 lei. Ma questa volta al truffatore, un 19enne campano, non è andata bene, perché il giovane è stato notato al telefono con fare sospetto da alcuni residenti in zona Fragiocondo. Così una pattuglia si è avvicinata. Il truffatore, gravato da numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e contro la persona, stava uscendo frettolosamente da un appartamento in via Massimo d'Azeglio. È stato fermato prima che potesse darsi alla fuga. Sulle spalle uno zainetto, occultati all'interno c'erano monili in oro e preziosi del valore di circa 70.000 euro. Orologi e gioielli che il 19enne si era fatto consegnare dalle vittime della truffa. Per il giovane si sono aperte le porte del carcere di Santa Bona. A raccontare quanto accaduto proprio la coppia raggirata e derubata. Quando i coniugi si sono presentati in questura per la denuncia, hanno spiegato di essere stati contattati da un finto carabiniere che ha riferito che la loro macchina era stata utilizzata per commettere una rapina e che di lì a poco un delegato si sarebbe recato a casa loro per fare delle verifiche. L'interlocutore ha dato al marito indicazioni di raccogliere e mettere a disposizione tutti i preziosi presenti nell'abitazione, perché era necessario escludere che gli stessi fossero parte della refurtiva, mentre alla moglie è stato detto di recarsi tempestivamente in caserma per formalizzare la denuncia. Alla porta poco dopo si è presentato il 19enne, riuscendo ad entrare e farsi consegnare i gioielli. Il truffatore è stato arrestato e i gioielli sottratti restituiti alle vittime. Ancora un incidente sulla strada, vittima una bambina a Sottomarina, rimasta ferita. Sentiamo. Schianto questa mattina tra due auto lungo la strada provinciale 53 Arzarona Codevigo, l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre dalle lamiere una bambina che è rimasta leggermente ferita. Lo schianto frontale in via Argine sinistro del Brenta, a causa dell'impatto uno dei mezzi si è accasciato su un fianco. La squadra dei vigili del fuoco, arrivata da Piave di Sacco, ha messo in sicurezza i mezzi ed estratto la piccola di appena 2 anni, che fortunatamente ha riportato solo lievi ferite ed è stata portata per sicurezza all'ospedale per dei controlli. Illesi invece i conducenti, sul posto anche i carabinieri per i rilievi.
Ed ora la tragedia di Zero Branco con il bimbo di 1 anno e 10 mesi travolto dall'auto della nonna nel cortile di casa. La procura ha disposto una perizia cinematica. Intanto parla l'amica avvocato della famiglia. Sentiamo. Non credo che nessuno possa capacitarsi di questa cosa. Senta avvocato, la sento molto scossa, lei conosceva la famiglia, conosce la famiglia? Sì, molto bene, poi il fatto che ci sia di mezzo un bambino per me è un dramma veramente. Avrei voluto esserci io al suo posto. Non è il momento del diritto, ma solo quello della compassione per Ermira Azzuri, avvocato ma soprattutto amica dei familiari del piccolo Simone, il bimbo di 1 anno e 10 mesi morto dopo essere stato investito dall'auto guidata dalla nonna Valentina, ora indagata per omicidio colposo, con la procura che nelle scorse ore ha disposto una perizia cinematica. L'obiettivo: ricostruire gli ultimi istanti prima dell'incidente, calcolare la velocità del mezzo, le traiettorie, i tempi di reazione, l'eventuale evitabilità del sinistro nel cortile di questa casa in via Tiverona, Zero Branco, dove tra gli altri erano presenti anche i genitori di Simone, mentre la sorella maggiore si trovava in auto con la nonna. Parallelamente gli inquirenti procedono per omessa vigilanza, ma per questa ipotesi non ci sarebbero iscrizioni nel registro degli indagati. In questo momento non ci sono diversificazioni, la famiglia è unita? Sì. Ok. Avvocato. Spero che non ci siano mai diversificazioni, spero che siano sempre uniti, e lo auguro io con tutto il cuore, che questo dolore li fortifica e non li separi. Una famiglia che resta ammutolita, quella di Simone, prostrata. I vicini di casa si stanno occupando di loro con piccoli grandi gesti concreti. Ieri sera tutte le bambine ci siamo riunite attorno alla sorella più grande per distrarla. La nonna quasi non cammina più dal dolore purtroppo, quindi bisogna dargli una mano e stargli vicino in questo momento. I genitori distrutti, non si danno pace. È bravissimo, un angelo proprio. Dalla procura intanto è arrivato anche il nulla osta al funerale del piccolo Simone. Si terranno lunedì alle 9 nella chiesa di Sant'Alberto con rito ortodosso. La richiesta della famiglia è quella che i funerali si svolgessero nella comunità dove loro ormai vivono da tempo e dove era cresciuto anche Simone. Riposerà nel cimitero di Sant'Alberto a Zero Branco il piccolo Simone, con un'intera comunità pronta a dirgli addio lunedì mattina alle 9 nella chiesa della frazione, dove sono attese centinaia di persone. In tanti conoscevano i genitori Olga e Yurie e anche la nonna Valentina, ora indagata per la morte del piccolo travolto in auto nel cortile di casa. Un dramma che, se da un lato ha riproposto il solito problema dei leoni da tastiera con alcuni commenti social indicibili, dall'altro ha confermato l'esistenza di una catena umana di solidarietà fatta di imprenditori, cittadini, professionisti. Anch'io stesso nelle ultime ore ho ricevuto da parte di molte persone una disponibilità all'aiuto della famiglia sotto vari punti di vista, addirittura anche qualche psicologo, insomma, si è fatto avanti. Certo che di fronte a dolori così grandi non so se la psicologia possa essere un lenitivo o possa essere uno strumento, ma immagino vadano provate tutte le strade possibili per provare ad avere degli elementi in più, non per capire ma per affrontare poi il dolore. Intanto i genitori hanno dedicato al loro piccolo una frase semplice ma carica d'amore nell'epigrafe che annuncia i funerali, che si terranno con rito ortodosso e saranno officiati da padre Marius Cociorva, parroco della chiesa romena di Treviso. Simone, piccolo sole dei nostri giorni, sei diventato stella del nostro cielo, continuerai a brillare dentro ogni nostro respiro. Il messaggio di mamma e papà. Il sindaco li ha incontrati. Sì, la famiglia ha proprio detto: noi non vogliamo nulla, noi non chiediamo nulla. È anche, devo dire, concepibile in un momento del genere. Anche da parte loro la volontà è quella di richiudersi un attimo all'interno delle proprie mura per ritrovare anche non un senso a una roba che non può avere un senso, ma provare a ritrovare leggermente loro stessi per poi dover affrontare anche tutto il resto.
E nelle prime settimane di questa torrida estate si sono già verificati diversi casi di bimbi finiti all'ospedale con sindromi da annegamento dopo essere scivolati nelle piscinette di casa. Per fortuna il tempestivo intervento dei genitori ha evitato conseguenze gravi, di qui l'appello del primario della pediatria del Cafoncello a fare la massima attenzione, proprio perché per i più piccoli anche un brevissimo istante senza sorveglianza può avere conseguenze tragiche. L'altra cosa, attenzione al caldo, è sempre sotto controllo quando sono nelle piscinette. Questo ci è capitato 2 o 3 casi di, per fortuna andati bene, ma di incidente, diciamo, durante il bagnetto, che bisogna si è tuffato, non sento nulla, vai lì e lo tiri su. Allora, se il genitore è lì, tutto si risolve in una gran paura, ma se non si entra in casa, non si lascia mai i bambini soli nelle piscinette, sempre l'adulto deve averlo sott'occhio, perché altrimenti quello è un rischio, quello dell'annegamento. In questi giorni di grande caldo attenzione ai più piccoli quando fanno il bagno al mare o nella piscinetta in giardino. A lanciare l'appello è il primario della pediatria di Treviso. Nelle prime settimane di questa torrida estate si sono già registrati diversi casi di bambini finiti al pronto soccorso pediatrico con sindromi da annegamento. Fortunatamente, grazie al tempestivo intervento dei genitori, si sono evitate conseguenze gravi. La sorveglianza deve essere costante. Se il bimbo cade a faccia in giù potrebbe non farcela a risollevare la testa anche in pochi centimetri d'acqua, ed in questa nuova ondata di calore che sta rimettendo a dura prova anziani e fragili è bene fare attenzione anche ai più piccoli. I bambini fanno parte poi dei fragili quando c'è molto caldo, le attenzioni come si raffreddano anche si riscaldano molto più rapidamente, quindi non portarli fuori nelle ore calde, non lasciarli in macchina neanche 10 minuti, però può succedere, farli bere molto, portarli fuori solo la mattina, alla sera, ma bere veramente molto. In termini di ricoveri in pediatria, fino ad ora il caldo non ha comunque avuto un impatto importante. Qualcuno sì, qualcuno con qualche colpo di calore, un po' più facile la disidratazione se hanno la gastroenterite, però devo dire, non è che numericamente abbiamo, significa che cosa? Che bene o male, insomma, i genitori, i caregiver stanno attenti e sanno come gestire. Andiamo ora a Mestre con la cronaca in un'altra zona diventata al centro delle lamentele dei residenti per la presenza di tossicodipendenti e di degrado. Sentiamo cosa sta succedendo da Edi Caliman in via Monti a Mestre. A te Edi, buongiorno. Marta, buongiorno a te e ai telespettatori. Siamo con il presidente della municipalità di Mestre, Marotta, che è arrivato armato di strumenti per ripulire via Monti all'incrocio con via Fogazzaro. Al centro delle cronache è la via dietro via Cappuccina, dove solo la scorsa settimana è venuto un violento accoltellamento ai danni di un giovane ragazzo accerchiato da 10 persone. Quello che hanno chiesto i residenti e che l'hanno contattata personalmente è quello di cercare di mettere in sicurezza questa zona, perché oltre al degrado e alla sporcizia, di cui appunto lei oggi è arrivato con sacco nero e racchette Veritas proprio per dare anche un esempio di senso civico, è il fatto che le persone qui hanno vita abbastanza difficile, perché tra spacciatori e persone tossicodipendenti, purtroppo essendo anche questa una via privata e sostanzialmente chiusa, diventa terreno fertile, insomma, per raggruppare questo genere di persone. Buongiorno. Buongiorno, assolutamente sì. Bisogna risvegliare un po' di senso civico dei nostri concittadini per quanto riguarda la pulizia della strada, della via e quant'altro. Poi è logico che ci sono problemi di ordine pubblico e di sicurezza. Il fatto che ci siano spacciatori, ma anche e soprattutto consumatori tossici che si nascondono qui, perché è una strada un po' è una strada piccola e nascosta, è logico che oltretutto vicino a uno stabile che è chiuso da qualche anno hanno buona cosa di potersi mettere e fare quello che purtroppo fanno. Io chiederò comunque alla polizia municipale, alla polizia locale,
di vedere un attimino, di passare qualche volta in più, magari di sera o di notte, perché anche se è una strada privata l'ordine pubblico è un problema che riguarda tutti e non riguarda solo la strada privata. Solitamente lei dice che i residenti che abitano in questa zona sono di fatto degli eroi a resistere a questo tipo di dinamiche che si trovano ad affrontare quotidianamente. Io dico di sì, anche se è una cosa strana da dire, perché insomma una persona che vive in una città dovrebbe avere il diritto, il sacrosanto diritto di poter vivere la sua vita senza dover diventare un eroe. Eroe nel senso che vivere una vita dove devi avere quasi paura, no? Anzi non quasi, devi avere paura di dire a una persona guarda che devi buttare la bottiglietta, la devi buttare nel sacchetto della spazzatura, e comincia a essere una vita eroica. Perché avere il coraggio di intervenire magari, oppure di vedere dei tossici che si fanno, effettivamente non è che puoi andare lì e dire lascia perdere, vai da un'altra parte, perché poi si sposta solo il problema invece va affrontato in maniera più generale. Parte da qui, parte da oggi con il suo senso civico, insomma, che ha dimostrato. C'era qui un cittadino di origine bengalese che le ha chiesto proprio di fare qualcosa insieme per far conoscere tutti i cittadini che vivono in questa zona e rivitalizzare anche questa zona, quindi possiamo dirlo in diretta, parte da qui insomma un nuovo percorso per questa via. Ma può essere un'idea che cercheremo di sviluppare, io cercherò di svilupparlo anche con i nostri consiglieri di municipalità, perché penso che la politica non possa essere solamente quella fatta dai banchi di un consiglio comunale o di un consiglio di municipalità, è anche fare in mezzo alla gente, la gente che vive tutti i giorni quello che dovremmo vivere tutti, una città serena e sicura. Grazie Marotta, grazie Marta. Di Azione. Se non ci sono domande da studio ti restituisco la linea. Grazie a Edi Caliman con Gennaro Marotta da Mestre. Noi ora ci spostiamo nel vicino Friuli Venezia Giulia per un violento incendio che è divampato in un'azienda di Sesto al Reghena, ferito un operaio. Ci aggiorna Esmeralda dalla Longa. Esmeralda, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti i telespettatori. Ci troviamo in via Giotto di Bondone a Sesto a Reghena, come vedete dalle immagini, per un devastante incendio che è scoppiato all'esterno della ditta EMAC, azienda specializzata nella verniciatura per mobili. Al momento la situazione sta tornando alla normalità, ma è stata una mattinata di massima allerta. Il bilancio è di un uomo ferito, si tratta di un 53enne di nazionalità indiana residente a San Vito al Tagliamento, che non sarebbe in gravi condizioni, ma secondo quanto appreso avrebbe riportato delle ustioni al volto e sarebbe stato elitrasportato all'ospedale di Udine. Al momento le autorità competenti rimangono sul posto per ultimare i rilievi di rito e definire l'esatta dinamica dell'accaduto, ma secondo quanto appreso l'allarme sarebbe scattato per cause accidentali quando avrebbe preso fuoco un distillatore contenente del diluente posizionato proprio all'esterno della ditta, che poi vicino a dei sacchi di pellet il rogo si sarebbe propagato. Fortunatamente è stato fondamentale il pronto intervento dei titolari dell'azienda che hanno subito cercato di circoscrivere il rogo e impedendo che entrasse nei capannoni, e anche di allertare la macchina dei soccorsi, che è stata veramente imponente. Sono arrivate squadre di vigili del fuoco da San Vito al Tagliamento, Latisana, Portogruaro, Codroipo e Sacile, che hanno dovuto lavorare a lungo usando anche della schiuma antincendio, e al momento è appena andato via un mezzo dei vigili del fuoco, poi stanno continuando ad andare avanti e indietro, perché la situazione al momento sembrerebbe essere tornata leggermente alla normalità, ma è stato veramente un devastante incendio, una colonna di fumo altissima vista da chilometri di distanza anche dai telespettatori che ce l'hanno segnalata. Abbiamo anche sentito diverse voci e seguiranno poi nel servizio di questa sera con gli aggiornamenti dei residenti e le persone che abitano nella zona, che appunto
spaventati per il grande incendio e la colonna di fumo. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici dell'ARPA perché l'incendio ha causato anche dei campionamenti ambientali a causa della nube tossica che ha causato l'incendio. Per precauzione sia il sindaco di Sesto Arreghena ma anche il sindaco della vicina Cinto Cao Maggiore ha invitato tutta la popolazione vicina a mantenere le finestre di casa chiuse, poiché appunto la nube tossica per precauzione potrebbe aver riportato delle pericolosità. Ecco, al momento i vigili del fuoco, come dicevo, stanno andando avanti e indietro per continuare a lavorare nell'incendio che c'è stato. Fortunatamente il bilancio è di un ferito non grave, poi seguiranno aggiornamenti anche nel servizio di questa sera con le voci delle persone che hanno visto, testimoni oculari dell'incendio. Per il momento da Sesto Arreghena è tutto, se ci saranno aggiornamenti ci ricollegheremo con voi. Grazie ad Esmeralda Dalla Longa. Noi restiamo in Friuli Venezia Giulia perché il Carso è tornato a bruciare in fiamme un'ampia area boschiva nel territorio comunale di Monrupino. Vedo fumo che continua a salire dal terreno, questo davvero ci ricorda quello che è successo diversi anni fa, non troppi anni fa, dove scene come queste ve le raccontavamo ogni settimana. È veramente incredibile, sto attento, qualche anno fa, 4 anni fa mi bruciai anche le scarpe, mi ricordo, mi fermerò qua, non andrò a toccare la zona arsa dalle fiamme, però veramente qui basta abbassare la mano per sentire il calore che ancora torna su. Il Carso è tornato a bruciare, in fiamme un'ampia area boschiva nel territorio comunale di Monrupino. L'emergenza è scattata intorno alle 13, l'innesco in una cava abbandonata e in poco tempo il rogo si è esteso. Subito sono scesi in campo i vigili del fuoco di Trieste e Gorizia, assieme a 3 elicotteri, uno dei pompieri e 2 regionali, che facevano la spola fra le cisterne d'acqua montate a prosecco e la zona interessata dalle fiamme per gettare acqua. A dare una mano anche i volontari della protezione civile, mentre le forze dell'ordine chiudevano le strade per permettere le operazioni. Fondamentale il lavoro dei velivoli, anche perché l'incendio si sviluppava in un'area particolarmente impervia, difficile entrare con i mezzi da terra. 2 i fronti di emergenza per contenere il rogo, con le basi allestite dai vigili del fuoco, una davanti al municipio di Monrupino, l'altra al campo di calcio di Repen, e proprio grazie a questo coordinamento il fuoco è stato contenuto, impedendo che arrivasse fino alle zone abitate, come ha spiegato l'assessore comunale con delega alla protezione civile Omar Marucelli. Seguiamo vedere anche esattamente come fa il fuoco passando in chioma ad attraversare viabilità sia pubblica che anche queste piste forestali, e si vede proprio la potenza quando entra in chioma, che raggiunge anche 5-6 metri di altezza la fiamma, saltano attraverso la viabilità. Per questo è importante la programmazione e la pulizia di questa viabilità, perché è un argine agli interventi. Se vedete qui dietro ai mezzi che faremo un giro, vedete come il fuoco è riuscito a passare oltre e per fortuna è stato domato per tempo e ha cambiato direzione, altrimenti poteva andare su fino a lambire tutto l'abitato di Zhou e la pubblica amministrazione, il comune e tutto l'asilo. Invece è importante fermarlo in delle zone, sacrificare alcune aree boscate, ma se passasse attraverso la strada si va a rischiare veramente cose importanti. Qui l'effetto è veramente incredibile, ci è davvero mancato poco, Assessore. Per questo è importante, ripeto, spendere alcune risorse. Guardi, qui se l'operatore vi fa vedere, eravamo sul pezzo con l'elicottero sopra, su indicazioni del DOS, ha fermato proprio a qualche centimetro della viabilità. Se passava oltre di qua, lambiva tutto il paese e il comune e l'abitato di Zhou e Rep. Ecco, quindi ed è massima l'allerta per il rischio incendi in questi giorni di caldo e siccità. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco restate con noi.
Eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali, spazio ora ad un approfondimento dedicato ad un tema molto delicato, quello dell'autismo, della vita delle persone autistiche, perché in Veneto ha aperto il primo caso di co-housing dedicato alle persone autistiche gravi, molto gravi, quindi con bisogno di particolari assistenze. Qui con me abbiamo, e lo ringrazio per essere con noi, Davide Gambardella, che è vicepresidente dell'associazione Terra Libera Tutti APS, che appunto si occupa dell'accoglienza di queste persone. Un progetto dunque questo che si è concretizzato sicuramente con un esperimento, possiamo dire, davvero innovativo, perché lo sappiamo tutti, le forme di autismo sono molto varie, molto diverse e per le forme più gravi necessitano delle attenzioni davvero molto particolari. Sì, questo sicuramente è un'esperienza che si è concretizzata, ma che è nata già 8 anni fa con la nascita della nostra associazione. Si è sviluppata in questa fase, soprattutto nel lavoro con tutti i servizi territoriali, perché siamo un'associazione ma lavoriamo sicuramente in sinergia con il sistema pubblico, perché appunto parliamo di situazioni anche molto complesse, quindi deve esserci una sinergia con le famiglie, con il territorio piuttosto che le istituzioni. E da circa un anno abbiamo aperto Casa Boschi, che è questa casa a Cappella di Scorzè, dove ospita 5 giovani uomini autistici con disturbi del comportamento anche abbastanza impegnativi. E oltre a questo gestiamo anche altre strutture, altre case dove questa forma di co-housing si può sviluppare con dei piccoli gruppi, perché parliamo di gruppi di 4-5 persone e quindi sì, l'idea che ci piace, che vogliamo portare avanti, è cambiare un po' il paradigma anche del lavoro sociale, della residenzialità e soprattutto lavorare nei territori. Ecco, quello per noi è fondamentale, quindi lavorare in sinergia con i paesi che ci ospitano piuttosto che tutte le realtà territoriali. Ecco, perché ricordiamo che insomma queste persone sono dei giovani uomini, hanno dei bisogni di supporto insomma molto elevati. In questo caso riescono ad avere una vera e propria casa, no? Dove possono vivere, abitare in autonomia, ma comunque con il sostegno di persone qualificate che sanno quelle che sono le loro necessità. Sì, questo è un punto fondamentale, riuscire a creare il progetto intorno a queste persone, quindi trovare i professionisti del sociale che possano supportare le esigenze di queste persone, e anche la scelta degli spazi è un passaggio fondamentale nella strutturazione del progetto, perché gestiamo in alternanza, abbiamo sia degli appartamenti, questa la Casa Boschi per esempio è una villa molto grande. Ecco, stiamo vedendo no, le immagini dell'inaugurazione. Sì. Anche qui un percorso di sinergia con il Comune, con l'IPAB Buon Pastore di Venezia. È uno spazio adeguato alle caratteristiche dei giovani uomini che ci abitano, quindi spazi grandi, una parte anche naturalistica dietro, ognuno con le stanze molto grandi, degli spazi comuni ben delineati, ben identificati, quindi l'idea è quella anche di costruire il progetto di vita intorno alle caratteristiche delle persone che ci abitano. Cosa diversa, per esempio, l'altra sede che abbiamo a Zero Branco, dove abitano delle donne, è in centro paese, un appartamento più piccolo perché c'è una caratteristica diversa, quindi l'idea è quella di scrivere il progetto intorno alle persone. Ecco, abbiamo visto la locandina di Convivia perché c'è stato anche un festival a giugno dedicato proprio ad aprire, possiamo dire, no? Questi progetti di persone insomma, che hanno delle disabilità anche molto gravi, aprirlo diciamo, al territorio, aprirlo alla comunità. Perché in fondo no, poi questi progetti di co-housing sono anche, come dire, dei modi diversi di immaginare il futuro della vita di queste persone, di questi ragazzi. E di immaginare anche il welfare sociale di prossimità, cioè se non iniziamo a pensare che queste case devono essere integrate in un territorio, in un tessuto anche sociale,
rimarranno un po' delle utopie, quindi l'idea di lavorare con, cioè di avere relazioni con i vicini piuttosto che tutti i commercianti, cioè questa è l'idea nostra. I nostri gruppi si spostano, vanno a fare le spese piuttosto che deve esserci un inserimento nel tessuto, se no rimangono delle oasi. Questa passano immagini di Convivia, che è il Festival del Co-housing diffuso, che abbiamo appena finito la seconda edizione, perché quello che stiamo provando a portare avanti in sinergia anche con altri enti del terzo settore è l'idea del co-housing diffuso, cioè di creare e sostenere queste case, questi appartamenti all'interno dei vari paesi, quindi come si sta anche portando avanti ormai da anni l'idea di passare dalle grandi strutture a dei piccoli appartamenti, delle case, in modo da essere più incisivi sui progetti di vita e sui territori. Come Terrebra Tutti stiamo portando avanti in maniera molto forte, con tanta energia questa idea. Stiamo lavorando con altre realtà su altri co-housing per poterne gestire altri. E l'idea è quella di riuscire a lavorare qui, lo sforzo che stiamo cercando di fare anche con le istituzioni, di rendere la forma del co-housing un'unità d'offerta regionale, cioè che possa essere riconosciuta in termini anche formali, perché sicuramente è già riconosciuta in termini sociali, pedagogici. Operativi, diciamo operativi, anche. Esatto. Quella di riuscire a renderla un'unità stabile, quindi che possa essere sostenuta anche da contributi pubblici più strutturati rispetto a quelli che ci sono oggi, è la sfida che stiamo portando avanti in sinergia anche con la Regione piuttosto che le varie ULSI di riferimento. E questa è una, e soprattutto quando parliamo di autismo grave, lì c'è un'altra parte ancora più importante, quindi la sinergia anche con i centri di riferimento. Quello per esempio noi lavoriamo con quello di Treviso per dare anche un modello che sia anche scientificamente e a livello pedagogico riconosciuto e anche trasmissibile, quindi lavorare anche con quest'ottica di replicabilità. Certo, anche perché alla fine l'obiettivo non è soltanto quello di garantire assistenza a queste persone, ma anche proprio far sì che possano comunque vivere una vita il più possibile libera, il più possibile completa, il più possibile ricca di relazioni e non possiamo dimenticare che il peso enorme non può ricadere solo sulle famiglie che spesso da sole non ce la fanno, anche perché poi qui parliamo di adulti, non solo di bambini, e quindi ovviamente i genitori invecchiano e questi ragazzi diventano uomini o donne e non è facile, no? per una famiglia trovarsi ad affrontare la gestione del quotidiano di una persona che abbia questi problemi. Certo, l'idea sì che le famiglie sono sempre state lo starter di queste idee a livello proprio sociale, culturale. Quello che devono fare il terzo settore in sinergia con gli enti pubblici è riuscire a canalizzare queste energie per dare delle prospettive future, ma anche veramente a lungo termine. Nel senso, quando si parla di progetto di vita non stiamo ragionando a 2 o 3 anni, stiamo ragionando un percorso di vita che poi questo diventa le case di queste persone. Siamo noi che a un certo punto li supportiamo nella loro casa, quindi uscire anche dall'idea che le persone sono inserite in una comunità piuttosto che una struttura, siamo noi a doverle supportare, quindi cambiare anche un po' il focus. E questo sì, abbiamo fatto questa esperienza che dura da un po', abbiamo avuto anche un'esperienza di accompagnamento di uno dei nostri residenti degli uomini che viveva da noi, che è mancato a febbraio. L'abbiamo accompagnato proprio in un percorso anche di vecchiaia, di malattia, perché quella era la sua casa, quindi ci siamo dotati di tutte le attenzioni, di tutte l'assistenza possibile, perché questo è quello che vogliamo proporre, cioè non sono delle esperienze, si inizia sicuramente con delle esperienze, però quando parliamo di progetto di vita dobbiamo già ragionare che se domani la famiglia non ci sarà, quella sarà la loro casa, deve esserci anche una sicurezza per loro, per le famiglie, per tutti quanti. Per il loro futuro, certo, chiaramente. Sì. Ecco, i territori come stanno accogliendo queste case? Perché diventano delle case all'interno di un territorio, all'interno di una comunità. Sicuramente noi l'esperienza che abbiamo nei 2 comuni in cui abbiamo queste case è sicuramente positiva. All'inizio forse c'è un po' una difficoltà, ma che dura veramente poco, perché poi quando conoscono le realtà, le persone che ci abitano, i volontari che ci danno una mano, poi veramente ti inserisci all'interno di un percorso comunitario veramente molto bello, anche con il comune di Zero Branco di Scorzè, con le varie associazioni, perché poi
La cosa bella è che si creano delle sinergie territoriali. Per esempio su Bet Zero Branco abbiamo un gruppo di associazioni che abbiamo anche presentato un progetto che è stato riconosciuto a Roma, abbiamo avuto diversi riconoscimenti di lavoro territoriale, quindi piuttosto che con la Proloco, con la parrocchia, con le altre associazioni. L'idea è quella veramente di creare un tessuto sociale e abbiamo anche la fortuna in questi territori che comunque sono dei territori molto vivi, molto energici, quindi ecco, riesce a fare vantaggio, rete, insomma. sì, abbiamo veramente un vantaggio perché questa cultura è già iniziata veramente tanti anni fa, quindi ci piace portare energia, ma ecco, sono sicuramente dei territori che ti restituiscono tantissimo. Ecco, non dobbiamo dimenticare però che ci sono anche dei momenti di difficoltà, di crisi. Tutti ricorderanno quanto accaduto 3 anni fa proprio a Zero Branco, quando una psicologa, se non mi corregga se non sbaglio, è stata ferita da uno degli ospiti con un coltello da cucina. Ecco, questo fortunatamente insomma non ci sono state gravi conseguenze e diciamo questo episodio come ha cambiato il vostro modo di approcciarvi nei confronti di situazioni che possono essere effettivamente anche difficili? Ecco, dal nostro punto di vista interno, proprio di lavoro sociale, in realtà ha cambiato poco, nel senso perché eravamo già inseriti, conoscevamo già questo tipo di situazione. Quello che è cambiato molto, nonostante all'inizio con tutto lo spavento, con tutte le accortezze del caso, che poi per fortuna non c'è stato nessun tipo di conseguenza, è la consapevolezza. Questo episodio, seppur molto negativo, molto preoccupante, ci ha aiutato e ha aiutato un po' tutto il tessuto, anche i servizi sociali con cui lavoriamo, a consapevolizzare ancora di più che alcune situazioni nella loro imprevedibilità sono molto complesse, hanno bisogno di un tipo di attenzione e di supporto veramente impegnativo. E quindi anche lì, quando andiamo a raccontare che per i progetti c'è bisogno di avere 2-3 educatori psicologi in turno contemporaneamente, no? È per anche riuscire a dare delle risposte concrete. Quindi quello che è cambiato molto è stato il lavoro sulla consapevolezza tutti insieme, noi in primis, ma poi anche con appunto tutta questa rete che abbiamo intorno, che quando si parla di situazioni complesse e imprevedibili bisogna tenere l'asticella dell'attenzione molto alta e quindi lavorare anche con le famiglie, con le istituzioni per dare il massimo supporto possibile. E quindi ecco, questo secondo noi è cambiato principalmente. Poi nel lavoro interno lo facciamo prima, lo facciamo adesso, abbiamo tutti i tipi di accortezze e il lavoro d'equipe che è veramente costante. Quello che fa un po' la differenza è il lavoro di equipe giornaliero, settimanale, la supervisione che facciamo anche sui casi un po' più complessi, sulla gestione anche dell'emotività piuttosto che delle difficoltà dell'equipe, dei professionisti, e quindi ecco, questo un po' era... Ecco, un lavoro quindi chiaramente d'equipe che richiede anche delle professionalità estremamente qualificate. Chi è che lavora all'interno delle vostre strutture? Allora, l'idea è quella, abbiamo diverse aree. L'area pedagogica lavorano principalmente educatori, psicologi e operatori sociali. Poi la cosa interessante è che il terzo settore ha questa libertà anche di movimento e di espressione, perché per dirle negli anni abbiamo strutturato anche degli uffici. Abbiamo un ufficio che si occupa di progettazione, uno che si occupa di bandi e fundraising, un ufficio comunicazione, che diventano fondamentali, che magari non lavorano in maniera diretta con le persone, ma creano tutte quelle possibilità, quelle opportunità che rendono viva l'associazione e creano anche una sostenibilità, perché se non riusciamo a coinvolgere le istituzioni, gli sponsor, piuttosto che dei donatori, piuttosto che riuscire ad accedere ad alcuni bandi, sarebbe molto più complessa la gestione. E quindi c'è una parte sicuramente, c'è l'area pedagogica, poi c'è tutta quell'area un po' più tecnica, diciamo, che supporta l'attività, e poi l'altro grosso capitolo è l'area dei volontari, che senza di loro veramente sarebbe quasi impossibile andare avanti, perché poi le associazioni comunque si basano e sono nate dal volontariato, quindi abbiamo un gruppo di una trentina di volontari che ci supporta costantemente in attività veramente quotidiane, come i trasporti delle persone, la cura della parte naturalistica, la gestione degli eventi, e quindi ecco, sono queste le persone che lavorano e che donano il proprio contributo all'associazione.
Grazie, allora io la ringrazio per essere stato con noi, per averci illustrato questo progetto davvero molto interessante, che rappresenta proprio il primo co-housing di questo tipo in Veneto e tra i primissimi anche a livello nazionale, dedicato proprio all'autismo. Grazie dunque a Davide Gambardella, vicepresidente di Terra Libera Tutti APS. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, linea alla regia. Ci rivediamo tra poco, restate con noi. Eccoci nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali, una notizia di cronaca giunta proprio in questi minuti in redazione ed è quella del ritrovamento di un corpo senza vita a Mirano. È stato ritrovato nel corso d'acqua Musona all'altezza di via Bastia fuori. Questa mattina il corpo di un uomo privo di documenti e finora non identificato è stato recuperato dai vigili del fuoco e dai sommozzatori del nucleo di Vicenza. La salma potrebbe essere rimasta in acqua per alcuni giorni, indagano i carabinieri che sono stati allertati naturalmente per le indagini del caso. Vi aggiorneremo nel corso del telegiornale. Parlavamo prima nel corso della prima parte dell'allerta per il gran caldo, ma anche per il maltempo, perché le prossime ore saranno caratterizzate da un aumento della instabilità con qualche rovescio temporale soprattutto sui rilievi, in estensione poi anche sulle zone di pianura, dove potrebbero esserci dei fenomeni localmente anche intensi, con forti raffiche di vento e grandinate. Proprio per questo la Protezione Civile regionale ha diramato l'allerta gialla per tutta la giornata di oggi, sabato 11 luglio. In alcune zone, soprattutto nell'area pedemontana, c'è anche allerta gialla per rischio idrogeologico. E dopo questa perturbazione tornerà il caldo torrido con una nuova ondata. Sentiamo quindi le previsioni del generale Giancarlo Iannicelli. Saranno giorni torridi quelli di metà luglio. Dall'Africa torna sulle nostre zone l'aria calda e secca dei deserti. L'anticiclone, il promontorio africano subsahariano, si va rafforzando gradualmente e quindi sarà ben in forma già a iniziare dai primi giorni della prossima settimana. Ci farà fluire ancora aria calda e questo porterà le temperature di nuovo a 35-36 gradi, forse localmente anche più. Ripeto, non mi stancherò mai di dirlo, sono temperature rilevate e previste all'ombra. Che vuol dire al sole anche oltre i 50 gradi, con seri pericoli per la salute. Essere sottoposti a raggi che ci portano la temperatura a 50-55 gradi è abbastanza critico. Insomma. Senta, ma il nostro anticiclone delle Azzorre e quelle estati temperate che ormai ci stiamo dimenticando? Ma il buon anticiclone purtroppo anche adesso c'è un accenno, però si presenta debole, non è più l'attore principale come era fino a qualche anno fa. Effetti del cambiamento climatico globale che porta sopra di noi un'energia che sconvolgerà l'attuale situazione meteorologica, provocando localmente forti precipitazioni. Il tempo è in evoluzione continua, quindi basta un indebolimento, questo sicuramente la prossima settimana, anche temporaneo, basta l'impulso freddo, il calore c'è, quindi l'energia c'è sospesa molto forte, quindi facilmente si può accendere e dare il temporale. Quindi dobbiamo aspettarci anche qualche grandinata? Ma certo, con questa situazione, poi con questo grande calore, con questa grande energia, la grandinata ci può essere, ma soprattutto i chicchi di grandine diventano sempre più grandi, quindi sempre più dannosi. Ma le previsioni non certo rassicuranti non finiscono qui, perché sempre complice la forte energia sospesa potrebbero esserci anche fenomeni di vento forte, soprattutto in pianura. Generale, ma dobbiamo aspettarci anche vento forte e magari qualche tromba d'aria? Ma certo, il tromba d'aria è legata a questo fenomeno appunto dell'impulso d'aria freddo che mette in moto tutto questo movimento di masse d'aria e quindi il movimento di masse d'aria dal vento forte, da poi il rovescio, quindi con le grandinate. Certo, colpi di vento molto molto forti e spesso sono più dannosi addirittura della precipitazione.
Ecco, quindi da un lato il gran caldo, dall'altra il rischio di fenomeni temporaleschi estremi, ma in queste ore a tenere banco è anche il tema della siccità. Nasce proprio in queste ore una task force regionale guidata dall'assessore Elisa Venturini con i consorzi di bonifica, i gestori del servizio idrico e docenti universitari. Intanto il consorzio Acque Risorgive tra Veneziano e Trevigiano deve far fronte alla carenza di acqua attraverso un piano di irrigazione a turni. L'aumento della temperatura rispetto al 2022, le proiezioni ancora che ci sono, che portano a un maggiore fabbisogno della cultura e anche a un maggior fabbisogno ambientale, perché in questi canali, che hanno appunto un uso promiscuo, passa l'acqua di pioggia quando ce n'è, distribuiamo l'acqua per l'irrigazione, ma sono canali vivi e quindi c'è un ambiente che cerca di sopravvivere all'interno di questi corsi d'acqua. Aumentando le temperature aumenta anche la temperatura dell'acqua, viene meno l'ossigeno e quindi c'è una difficoltà per la fauna ittica. L'aumento delle temperature e di conseguenza la mancanza di neve sulle montagne sono due fattori che rendono più critica la situazione idrica rispetto al 2022. Per questo il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive ha programmato a partire da lunedì una turnazione di distribuzione fra i sottobacini e una su 3 settimane tra i bacini irrigui. La situazione è molto critica perché queste 3 fonti per noi sono tutte e 3 in crisi. Manca l'acqua nei fiumi e si è abbassata di molto il livello dell'acqua nelle falde. È proprio l'assenza delle precipitazioni attesa delle prossime settimane che ci porta ad attivare un piano di turnazione. Abbiamo a disposizione dei dati satellitari che ci fanno sapere qual è la cultura e il fabbisogno delle culture sul territorio e quindi riusciamo ad intuire, a calcolare quali sono le aree che avranno più bisogno di acqua nelle prossime settimane rispetto alle altre e quindi pianificare la distribuzione. Purtroppo dai grandi fiumi le acque che deriviamo sono inferiori rispetto alle esigenze e quindi non possiamo distribuirla contemporaneamente come si fa in anni tipici, ma dobbiamo mandare una settimana l'acqua verso una zona e le altre settimane verso le altre. Il piano riguarda 52 comuni, dei quali 18 nell'area veneziana, 23 in provincia di Padova, 11 in provincia di Treviso. Stiamo cercando di distribuire appunto l'acqua con il doppio obiettivo, tenere acqua per mantenere in vita quello che si riesce e riuscire a distribuire per i pochi prelievi che sono necessari ai fini irrigui. L'ente ha comunicato il piano ai sindaci e alle organizzazioni agricole, facendo seguito all'ordinanza con cui il governatore Stefani ha dichiarato lo stato di crisi idrica. Intanto nasce la task force regionale voluta dall'assessore Elisa Venturini tra istituzioni, gestori, università e territori insieme per affrontare la sfida. Noi attraverso la distribuzione capillare che abbiamo siamo in grado di portare quella poca acqua in tutte le zone del nostro territorio. Dobbiamo solo sperare nelle piogge, perché se le condizioni restassero queste vuol dire che nel giro di 15-20 giorni potrebbero essere messe in difficoltà o a rischio anche le turnazioni. Servono però interventi strutturali, come ha evidenziato anche Legambiente. Purtroppo oggi l'acqua quando arriva si concentra in pochi giorni dell'anno e quindi noi abbiamo bisogno di fermare quest'acqua all'interno degli invasi. Questi invasi potrebbero essere sia realizzati dai comuni, mentre altri piccoli invasi dovrebbero essere realizzati dalle aziende in modo da avere una disponibilità d'acqua per i periodi di emergenza. Dopo 2 mesi agli arresti domiciliari, prima nella canonica di Albignasego, poi dopo le polemiche per la vicinanza con l'asilo, in un comune fuori provincia sono stati revocati gli arresti domiciliari per Francesco Saviana, ex professore di religione del Barbarigo, accusato di abusi da almeno 7 ragazzi minori che gli erano stati affidati. Saviana è libero ma non può ritornare a Padova e provincia, luoghi dove sarebbero avvenute le presunte violenze sessuali. Il pubblico ministero Sergio Dini nei giorni scorsi aveva chiesto il giudizio immediato, richiesta che concede a Saviana e alla sua difesa la possibilità di accedere al rito abbreviato per ottenere uno sconto di pena. Il 36enne trevigiano è accusato da almeno 7 tra ragazzi e ragazze di molestie e palpeggiamenti, fatti che sarebbero avvenuti a partire dal 2017, per questo era stato allontanato dall'inseguimento. L'uomo nell'ultimo periodo era stato accolto nella parrocchia di Albignasego dal sacerdote che era stato anche preside del Barbarigo e aveva un impiego nella segreteria dell'asilo. Dopo che era esploso il caso, i genitori ne hanno chiesto l'immediato allontanamento.
Ancora cronaca, ladri nella scuola Lovarini a Spresiano, nel Trevigiano, sono entrati approfittando del cinema all'aperto. Il colpo messo a segno forse da alcuni ragazzi nella notte tra l'8 e il 9 luglio, nel mirino la scuola Lovarini di Spresiano in via Ugo Foscolo. Sono entrati approfittando del cinema all'aperto, manifestazione che si stava svolgendo nel piazzale della scuola. Intorno alle 23:30 gli addetti comunali hanno sistemato le sedie all'interno del plesso, poi hanno chiuso a chiave ed hanno inserito l'allarme. I ladri, che molto probabilmente erano entrati prima, sono rimasti bloccati all'interno. Solo alle 3 del mattino hanno deciso di uscire portandosi via un computer in dotazione alla scuola, forzando sia la porta di un bagno, il piano terra, che la finestra ed ovviamente facendo scattare l'allarme. La rabbia del sindaco della Pietra, fatto increscioso. Rubare è un reato, rubare a una scuola se possibile è ancora peggio. Allora, al di là del fatto che è da stupidi sottrarre un computer, perché a oggi pare che questo sia l'elemento che manca, ma ancora stanno controllando sia il corpo insegnante sia i collaboratori scolastici per verificare se manca qualcos'altro. Tra l'altro già stata fatta denuncia da parte della preside. Il comune intanto sta valutando i danni riportati alla finestra e alla porta della scuola, poi presenterà denuncia ai carabinieri. Io mi auguro davvero che vengano trovati presto gli autori di questa cosa qua e poi dopo che paghino tutto quello che devono pagare. Una bravata che ha costretto l'intervento dei ranger allertati dall'allarme scattato dopo che è stata forzata la finestra. 5 casi in appena 2 settimane, 4 nel Bellunese, 1 nel Trevigiano. È l'allarme lanciato da Adiconsum dopo le segnalazioni di automobilisti rimasti con l'auto in panne a causa, secondo le prime verifiche tecniche, di gasolio contaminato da acqua e altre impurità dopo il rifornimento. I danni ai motori sono pesanti. Per riparare gli impianti di alimentazione servono in media tra i 3 e i 4 mila euro, con punte superiori ai 4.500 euro. In diversi casi i guasti hanno mandato all'aria partenze e vacanze estive. L'associazione invita gli automobilisti che dovessero riscontrare problemi analoghi a conservare le ricevute del rifornimento di carburante, far eseguire una perizia dal meccanico e presentare il reclamo per chiedere il risarcimento. Adiconsum chiede anche controlli più rigorosi sulla qualità dei carburanti che sono distribuiti sul territorio e che i consumatori, purtroppo lo vediamo tutti, pagano a peso d'oro. La provincia di Treviso taglia i fondi, stop all'edicola digitale delle biblioteche della Marca. All'amarezza degli utenti è un servizio molto apprezzato che nelle province vicine è stato invece mantenuto. Da oltre un mese il servizio di edicola digitale delle biblioteche della provincia di Treviso non è più attivo. Cliccando con le proprie credenziali su tutte le testate, ecco il messaggio: non disponibile. Disappunto da parte degli utenti che quotidianamente consultano il servizio di MLOL, la piattaforma di tutte le biblioteche italiane che consente, oltre ai prestiti di libri, la consultazione di migliaia di quotidiani e periodici da tutto il mondo in versione digitale. E monta la protesta. Non c'è stata comunicazione, so da amici che le altre province, per esempio la provincia di Venezia, è un servizio che è ancora attivo. Ho chiamato una biblioteca per capire come mai il servizio, se era la mia utenza che per qualche motivo è stata bloccata. In realtà mi è stato detto che c'era un problema pare di fondi e che era tutto in mano alla provincia e che avrebbero consultato i vari comuni per decidere il da farsi. E proprio di un problema di fondi si tratta. La provincia di Treviso ha deciso di sospendere il pagamento di questo servizio che, pur poco pubblicizzato, era molto apprezzato dagli utenti, ancor più d'estate, per gli anziani che possono evitare di uscire al caldo consultando le pubblicazioni da casa, per chi è in vacanza e vuole restare aggiornato, per i giovani che, sfruttando le molte testate in inglese, francese o tedesco, approfittano per rinfrescare la conoscenza di una lingua straniera. Un taglio che lascia l'amaro in bocca anche perché effettuato su un settore come quello della cultura e dell'informazione che purtroppo sta già scontando tante sforbiciate. La sospensione del servizio potrebbe non essere definitiva, fanno sapere dalla provincia, che nei prossimi mesi intende coinvolgere i comuni. Sta di fatto che per i trevigiani il servizio non è più accessibile.
I cittadini, come sempre, ne pagano le conseguenze. I tempi, se poi sono la pubblica amministrazione, posso immaginare siano un po' più lunghi del solito, e rischiamo magari anche di passarci l'estate senza aver modo di consultare le riviste online, i quotidiani online, e soprattutto anche per la popolazione di una certa età, che può evitare di uscire con il caldo e continuare ad apprezzare questo servizio, si ritrova effettivamente ad affrontare anche le calure estive con le problematiche che sappiamo tutti. Entra nel vivo la stagione delle vacanze ed anche la rete dei soccorsi in montagna è partita ed è operativa con il SUEM 118 dell'ULSS Dolomiti Falco 1 e Falco 2. Gli elicotteri sono operativi nell'arco di 12 ore dall'alba al tramonto. Operativi da poco dopo l'alba, fino al tramonto. Nel solo mese di giugno all'attivo già 79 missioni, in crescita rispetto allo stesso periodo del 2025. Si muovono sopra le nostre teste e la loro vista è l'immagine plastica dell'esistenza degli angeli terreni. Entrare dentro i falchi è il modo più efficace per scoprire davvero cosa ci sia dietro ad ogni soccorso. Siamo tutti focalizzati a guardare questa bellissima macchia gialla che vola nel cielo, ma il percorso del soccorso parte ben prima, e quindi abbiamo cercato di fare il focus sull'intero cronoprogramma di assessment che parte dalla chiamata dell'utente, del cittadino, fino all'attivazione del soccorso più adeguato a quel contesto. La missione inizia quando gli infermieri della centrale operativa del 118 rispondono alla chiamata del cittadino che non chiede l'elicottero, ma la migliore risposta possibile nel minor tempo possibile. E quindi dietro le quinte che inizia la costruzione dell'intervento. Oltre 17.000 le chiamate al 118 nei primi 6 mesi del 2026, in calo deciso, più del 20% dopo l'attivazione del 116-117, il numero unico della continuità assistenziale. Pur se le chiamate che hanno richiesto l'invio di almeno un mezzo di soccorso sono cresciute del 4,4%. La parola d'ordine è appropriatezza ed è utilizzo migliore di tutti i servizi che abbiamo a disposizione. Con l'aiuto dei cittadini e di coloro che poi partecipano direttamente e indirettamente al soccorso, abbiamo bisogno di rendere efficiente questo sistema, che significa utilizzare bene le risorse che abbiamo, in modo particolare utilizzare il soccorso, il mezzo di soccorso più adeguato al contesto che viene richiesto. Nella sala convegni del San Martino ci sono davvero tutte le figure chiave del 118, dalla direttrice del servizio, la dottoressa Cristina Barbarino, agli infermieri, all'equipe di Falco, medico, infermiere, tecnico del soccorso alpino, pilota e tecnico aeronautico. La coscienza nel saper frequentare le montagne è fondamentale, dice il direttore generale di Falco, commentando le missioni di soccorso agli illesi che nelle statistiche continuano a rappresentare uno zoccolo duro, difficile da scalfire. Se già gli accessi alle nostre meravigliose montagne fossero fatte con un'attenzione maggiore, con un senso di coscienza delle possibilità e dei possibili rischi che ci sono, già probabilmente questa percentuale potrebbe ridursi. Quindi far comprendere che sono dei luoghi meravigliosi, ma sono dei luoghi che hanno una loro cultura, che meritano un loro rispetto e che bisogna affrontarli con grande attenzione. Annunciata così una campagna informativa multilingue e una interlocuzione con le forze dell'ordine e le scuole per accrescere cultura e sensibilità verso un servizio prezioso, operativo H24 grazie alla rete regionale. Il volo notturno è all'interno di un concetto di rete, per fortuna, devo dire, questo ci aiuta a utilizzare meglio le risorse che abbiamo. È un fenomeno che è in continuo cambiamento, quindi lo osserviamo, lo monitoriamo e cercheremo di fare anche le nostre proposte per ottimizzarlo al meglio. A Mira, ora, dove è stata inaugurata la nuova casa di comunità. Servizi ambulatoriali, il CUP, medici di famiglia, servizi rivolti all'infanzia,
ambulatori specialistici. Dobbiamo lavorare assieme perché la cronicità venga spostata verso le case della comunità. Questa è la grande sfida che abbiamo di fronte. Taglio del nastro per la casa della comunità di via Confalonieri a Mira, struttura realizzata con un investimento da quasi 4 milioni di euro derivanti principalmente da fondi PNRR e che i cittadini aspettavano da decenni. A me oggi piace ricordare anche una figura, una dottoressa, la dottoressa Samar, che era qui di Mira ed è stata la 100ª dottoressa che ha perso la vita per il Covid, una dottoressa che proprio stava nel territorio vicino ai propri pazienti, come auspichiamo avvenga in questa casa della comunità. Un luogo di cura ma soprattutto di accoglienza, quello che il direttore sanitario dell'Ustre Serenissima vuole per le case di comunità. Quella di Mira è una delle 13 previste nel territorio. All'interno delle case di comunità si farà una mappatura dei bisogni del territorio e dei cittadini di quell'area e poi si daranno delle risposte, soprattutto per quanto riguarda la specialistica, in riferimento alla necessità del territorio e dei cittadini. Chi poi viene a contatto con i servizi, soprattutto con i servizi sanitari, vorrebbe trovare quella gentilezza di cui ha bisogno in un momento di grande fragilità. È un elemento fondamentale per il cittadino trovare persone disponibili e gentili, quindi che si mettano nei panni di chi poi entra nei nostri servizi. Essere gentili, che gentili vuol dire tante cose ovviamente, è già una parte della cura, quindi l'umanizzazione delle cure è uno dei nostri obiettivi fondamentali. Dai consultori all'ostetricia fino ai medici di base, i servizi offerti dalla casa di comunità vanno nella direzione di una sanità che accompagni il cittadino verso la consapevolezza sanitaria affinché sia anch'esso partecipe della sua cura e prevenzione, la stessa direzione che si pone l'assessore regionale alla sanità. C'è una forbice di quasi 25 anni ed è compito di un sistema sanitario regionale riuscire a ridurre questa forbice per portare i cittadini a una attesa di vita, non dico che collimi con la vita in buona salute, ma che la vita in buona salute si avvicini in maniera importante all'attesa di vita. Ed ancora salute perché sono oltre 1000 i cinquantenni che hanno aderito al programma di screening cardiologico dell'ULSS 6 Euganea. 1000 cuori esaminati, 1 su 3 con parametri da verificare. È il primo risultato ottenuto dallo screening Cardio 50, riattivato ed esteso dallo scorso novembre dall'ULSS 6 Euganea. Gli interessati sono i cinquantenni, ovvero le persone nate nel 1976, che sono state invitate a presentarsi presso 4 sedi dell'ULSS: Padova in via Ospedale presso il complesso I Colli di Brusegana, l'ospedale di Camposampiero di Monselice, dove vengono accolti da un operatore sanitario che controlla peso, girovita, pressione arteriosa, glicemia e colesterolemia. Finora allo screening hanno aderito 1000 persone, il 55% di genere femminile, un terzo delle quali ha scoperto di avere dei parametri da controllare con il medico di famiglia. 4 cinquantenni su 10 hanno comportamenti da correggere legati al peso, al fumo o al consumo di alcol o alla scarsa attività fisica. La campagna continua. Lo screening, completamente gratuito, si può prenotare attraverso il link My Prenota a ulsveneto.it/screeningcardio50. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Come sempre, subito dopo la sigla, l'appuntamento con il nostro meteo e le previsioni del tempo sul nord-est. Buon pomeriggio.